Quante volte abbiamo sentito dire siamo ciò che mangiamo? È vero, infatti il nostro corpo assimila la maggior parte delle cose che ingeriamo. Da ciò che gli diamo, quindi, dipende la nostra salute. Ma come fare le scelte giuste? Conoscenza! Vediamo che ne sanno i consumatori. Lei mangia la carne, vero signore? Certo, la mangio. E ne ha mai controllato la provenienza? Sempre. Anche di quella equina? Anche di quelle qui, sì. Dov'è esattamente che guarda sulle confezioni? Dove ci sono scritti gli ingredienti e la provenienza. Ok. E sulla carne equina, quindi? La carne qui la compro in macelleria, pertanto mi fido di chi la vende. Ok. E senta, quindi lei sa cos'è la tracciabilità alimentare? Certo. Signora, lei mangia carne, vero? Sì, non proprio tanta, ma ne mangio. Ne ha mai controllato la provenienza? Sempre. Anche di quella equina? Beh, qui l'equina non la mangio. Ok. Mi dica, lei sa cos'è la tracciabilità? No. No? Quindi non ha mai guardato la tracciabilità sulle confezioni? No. Ma facciamo qualche altra domanda. Guarda l'etichetta? Sempre. Sì, di solito sì. Sì, leggo l'etichetta. La maggior parte sì. Devo ammettere raramente. Sì? Certo. Quindi attraverso un'etichetta noi possiamo risalire a dove è nato un animale piuttosto che un altro genere alimentare, dove è stato allevato, dove è stato ucciso e macellato. Me la indica? Qui per esempio ci sono le indicazioni della scadenza, il peso, la categoria. Quindi qual è l'etichetta? Ma qui l'etichetta non c'è addirittura, è tutto prestampato sopra la confezione. Scritto il prodotto che contiene, la quantità. Ok. Solitamente tende a risparmiare sugli alimenti o preferisce anteporre la qualità al prezzo? Entrambe le cose. La qualità, la qualità. Si cerca un rapporto tra il prezzo e comunque la qualità, quello sicuramente, non necessariamente il prezzo è il fattore predominante. Guardo gli ingredienti, guardo da dove arriva, la nazionalità e anche l'azienda che lo produce e chiaramente anche il prezzo. Vediamo chi altri sa cos'è la tracciabilità. Ma dirti la verità no. Sì. Sì, dove si legge dove vengono i prodotti. Penso di sì. No, non lo so esattamente. Certo, è un sistema per sapere da dove viene il prodotto che si acquista. Qualcosina sì, insomma.